Mamma mia, che calore! Con il collo incravattato, moglie, suoceri e cognato, ammassati nella panda, con un caldo tropicale, per andare al funerale di un prozio sconosciuto. Mamma mia, che calore! Questa strada sconsolata, un serpente in mezzo ai campi, e sto sole che ti uccide, fan gridare, porca Eva, son caduto in un agguato, qui per me non c'è più scampo. Dentro me c'è Indiana Jones, che si lancia giù dal camion e aggrappandosi a una liana cade in groppa un elefante. Giunge fino alla foresta e si corica nell'ombra di un immenso baobab. E lì, con gli indigeni lontani, tra i gorgheggi dei tucani, come un angelo compare Margherita Ser'Antonio del reparto manufatti. Lui la prende fra le braccia e la bacia sulle labbra che san di ratafia. Mamma mia, che calore! Ho bucato anche una gomma. Sono ormai disidratato. Sto pensando che alla fine, ma un'evviva di mia moglie mi risparmia il testamento. Siamo giunti sul Calvario. Questa messa è senza fine e ci aspetta ancora il pranzo, in cascina, sotto il sole, con un pullman di parenti che mi chiamano ragazzo. Perdo il conto dei miei anni e mi vedo crocefisso. Dentro me c'è Indiana Jones, che s'aggancia con la frusta al carrello del biplano e si sgancia dentro il fiume popolato di caimani. Lo attraversa e si nasconde nella giungla rigogliosa. E lì, superata la savana, giunge al lago Titicaca, dove nuota tutta nuda Margherita Ser'Antonio del reparto manufatti. Lui si tuffa, la raggiunge e la bacia sulle labbra che san di ratafia. Mamma mia, che calore! Mamma mia, che calore! Margherita Ser'Antonio e la bacia sulle labbra che san di ratafia. Margherita Ser'Antonio. Oh, mamma mia, che calore!